Si confessi pure, signora. Eccomi, prete, io sono venuta qua perché ogni tanto non è che mi comporto sempre molto bene. Stia tranquilla, il Signore sa tutto. Ah, ma se già lo sa va dall'MD, è ancora presto, è ancora aperto. No, signora, che ha capito, intendevo che il Signore può perdonare i suoi peccati. Ah, scusate, io non lo sapevo, io pensavo che già lo sapeva, per questo me ne stavo andando, scusate. Si confessi pure, signora, sono qui per ascoltarla. Prete, io tengo un po' di problemi, c'è mio marito che non lavora, non vuole fare niente tutto il giorno e devo fare sempre tutto io non ce la faccio più. Signora, prega tanto, prega, e vedrà che suo marito troverà un lavoro. Ma già che stiamo parlando di qua e di là fra di noi, ma non è che potete trovargli un posto di lavoro qua da voi, così almeno trova un lavoro? No, signora, non siamo qui per questo. Comunque stia tranquilla, lei continui a confessarsi. Beh, ieri sono andata all'MD, ho preso 1 litro di latte, il sugo, l'ho messo nella borsa e sono scappata! Signora, questo è peccato, è peccato! Infatti lo pensai pure io, c'ho il sugo ma non ho la pasta! Che peccato! Allora se è tutto qua, faccia 7 Ave Maria, 3 Padre Nostro e 2 atti di dolore. A proposito di dolore, non è finita qua, ieri ero tranquilla fuori al giardino che stavo tranquilla guardando il sole quando all'improvviso ho visto a Caterina, mamma mia non ci ho visto più, la presi e la spezzai in due, le ho fatto male! Che ha fatto? L'ho aperta in due, l'ha spezzata in due. No, non ho capito. Signor prete, le ho fatto uscire sangue da tutte le parti. Oh signore, perdona questa donna che non sa quello che fa. Pure io lo dicevo, signore, perdonami, ma io a questa la devo spezzare. Signora, ma lei conosce la parola? Come non la conosco? Quante parole, che parole che le urlai dietro? Beh signora, negli antichi scritti e nella Bibbia c'è scritto che il Signore busserà alla sua porta, entrerà in casa sua, cenerà con te e dormirà con te per sempre. Che? Un'altra persona a casa? No, già ne siamo abbastanza, io, mio marito, mio figlio Nino, e quante ne persone dobbiamo essere? Io sono venuta qua per portarmi via i miei problemi e voi me ne portate altri, ma per piacere, va! Sono nel Prime!